Buonasera a tutti voi gentili ascoltatori, pronti per questa diretta sul nostro canale YouTube. Buonasera a tutti dal Pala Gozzano di Padova, di nuovo qui per la gara di Coppa Veneto categoria Under 17, gara inutile ai fini della classifica. La sfida inizia tra pochissimo tra il Petrarca calcio a 5 e la Fenice Venezia Mestre per il girone A, che vede già la Fenice vincitrice del girone. Fenice prima a 9 punti, secondo Atletico Pressana a 5, Città di Mestre 4, Petrarca 3, Calcio Padova 2. Sabato e domenica ci saranno le semifinali di Coppa Veneto e le finali, le semifinali sabato e la finale domenica. La Fenice giocherà contro lo Sporting Altamarca, che è arrivato primo nel girone C, mentre l'altra semifinale sarà tra Bissuola e Miti Vicinalis, rispettivamente prime nei gironi B e D. Tra poco in campo i nostri ragazzi allenati da mister Nicola Baldresca. Andiamo subito a leggere la formazione ospite, cioè della Fenice, con Baldresca Mattia tra i pali, Usai Nicolò, oggi esordio in Under 17, giocatore dell'Under 15, poi Alberto Puleo, Gianmaria Del Basso, Cristian Rocchi, Gianmarco Ceci, Antonio Mignola, Rocco Vanzetto, Geremia Bui, Davilla Simone, Edoardo Sorato. Mister, come detto, è Nicola Baldresca. Passiamo ora alla formazione di casa del Petrarca, allenata da mister Pascali Gianfranco, con il numero 5 Cervato Francesco, il numero 6 Galeazzo Riccardo, il numero 3 Micheletto Marco, il numero 10 Pandini Giovanni, il numero 4 Rigato Tommaso, il numero 7 Rigato Samuele, il numero 12 Scorzo Pierluigi, che è il capitano, poi il numero 11 Zannin Tommaso e il numero 9 But Davide. Dirige l'incontro il signor Luigi D'Amico della sezione di Padova. Sabato e domenica occhi puntati anche sulla Final Four scudetto, protagonista la nostra Under 19, che dovrà giocarsi l'accesso alla finale contro la squadra fortissima dell'Aosta. Questo è stato il sorteggio estratto oggi in sede dalla divisione calcio a 5, semifinali e finali che saranno a Benevento. Al Pala Tedeschi. Mentre siamo ancora in attesa di un comunicato ufficiale della Lega Nazionale Veneto, della Lega Nazionale Dilettanti Veneto, per scoprire il luogo definitivo di questa competizione, dove si svolgeranno le semifinali e finali della Coppa Veneto Under 17. Squadre che sono nel tunnel degli spogliatoi, si attende l'ingresso in campo del direttore di gara. Ricordo, gara inutile ai fini della classifica, ma comunque importante per i nostri ragazzi mettere minuti preziosi nelle gambe in vista di sabato e speriamo anche di domenica. Ecco le squadre schierate al centro del campo, con la Fenice Venezia Mestre in maglia bianca, il portiere, un portiere solo che è arancio-verde, che è Mattia Baldresca. Petrarca invece in maglia nera, con anche il Petrarca presenta un portiere solo che è in maglia completamente rossa. Come sempre chiediamo un'iscrizione al canale YouTube, è completamente gratuita, a voi non cambia niente, per noi è molto importante, e grazie a tutti voi che mi tenete compagnia in questa diretta, in questo martedì sera al Pala Gozzano di Padova. Vedo che siamo già in 17 in diretta,
C'è già il primo commento del nostro Kevin Schiavinato. Vamos raga. L'urlo di incoraggiamento dei nostri ragazzi. Foto diritto per il Petrarca. L'arbitro Luigi D'Amico controlla che le reti della porta siano regolari. Vediamo anche i titolari scelti da mister Baldresca. Vedo appunto Baldresca tra i pali, unico portiere oggi. Poi mi sembra di aver visto Bui, Davilla che è il nostro capitano, Mignola e Vanzetto. Palla vinta dal Petrarca, il sorteggio palla o campo. Gioca il primo pallone la squadra di casa. Fischia il direttore di gara, può iniziare l'ultima sfida del girone A di Coppa Veneto Under 17. Il possesso palla del Petrarca con la Fenice che attende sulla metà campo. Subito un errore qui della squadra di casa. Mignola va da Bui, Bui va da Vanzetto, ancora Bui, rientra sul mancino, scambia ancora con Vanzetto, il tentativo con un rimpallo, palla tra le mani del portiere locale che fa ripartire i suoi. È il pallone che proprio ha colpito la nostra postazione. Cerchiamo di sistemare, grazie anche a chi mi ha dato una mano. Pallone violentissimo addosso alla nostra telecamera. Tutto ok, siamo tornati in postazione. Il primo pallone fuori dal terreno di gioco è arrivato addosso al nostro cavalletto. Possesso palla adesso della Fenice Venezia Mestre con il Petrarca che prova a mettere pressione sul pallone. Mignola intanto rientra sul suo mancino, viene chiuso da due avversari, riparte il Petrarca a tutta velocità sulla sinistra con il numero 3 chiuso da Vanzetto. La rimessa laterale è per i padroni di casa sul tentativo di Marco Micheletto di avanzare sulla sinistra. Pallone adesso ce l'ha Zannin, Tommaso che va all'indietro proprio da Micheletto. Micheletto poi con un lancio lungo senza sorprendere Baldresca che raccoglie la sfera, fa ripartire Geremia Bui. Bui allarga per Mignola e Mignola cambia lato, va da Vanzetto, anzi da Davilla. Ancora la Fenice in possesso del pallone. Il taglio di Bui per Davilla. Gran passaggio, grande uscita anche del portiere locale che va a bloccare questo tentativo. Il pallone esce in fallo laterale per il Petrarca. Mignola voleva la rimessa a favore, non è d'accordo il direttore di gara. Zannin e Pandini sul punto di battuta. Zannin alla fine batterà lui Pandini, perde il pallone, lo recupera Bui che si invola sulla sinistra, ancora Geremia rientra sul destro, perde l'attimo per calciare. Rimessa laterale ancora per i nostri ragazzi. Ricordo che nell'Under 17 la partita dura 2 tempi da mezz'ora, non c'è il tempo effettivo in questa categoria. Bui va da Vanzetto, Vanzetto allarga per Mignola, Mignola riallarga sulla sinistra per Bui, Bui può calciare, no perché viene intercettato da un difensore padovano, poi calcia da Villa, fuori di poco, c'è stata una deviazione, no, chiedevano la deviazione i giocatori di Baldresca, non è d'accordo il direttore di gara che affida la rimessa al portiere locale. E rinviato, intercettato il pallone, Bui scarica su Davilla, 1-2, ancora Bui non riesce a chiudere il triangolo successivo, allora Vanzetto gestisce la sfera, serve ancora Davilla, Davilla torna indietro da Baldresca che la può prendere, non l'ha toccata prima. Portiere del Petrarca che è anche il capitano, Scorzo Pierluigi.
Ancora Fenici in avanti con Vanzetto che calcia, questa volta la deviazione no, non c'è neanche questa volta, secondo il direttore di gara, sembrava esserci. Intanto Barnaba scherza sui commenti, dice per fortuna che non gioca Cavinato, forse intende Schiavinato. Forza Fenice, vai Gere, dice Elisabetta Bergantin. Salutiamo ovviamente tutti voi collegati, siamo già a 30, che è tantissimo per la nostra categoria Under 17. Mi raccomando, condividete il link sotto alla diretta, trovate il tasto condividi, mettetelo su tutti i gruppi WhatsApp e sui vostri social. Qui invece il Petrarca che chiede un fallo, l'arbitro non accontenta le squadre sulle richieste, affida il calcio d'angolo alla Fenice che batte subito il palo clamoroso di Mignola, il palo clamoroso di Antonio. Fenice vicino al vantaggio, e allora il Petrarca che riparte, Fenice che recupera, ancora Fenice in avanti, Davilla, grandissima parata di Scorzo, Pierluigi, gran parata in uscita, ancora Fenice vicino al vantaggio, Mignola carica ancora il mancino, deviazione, rimessa laterale per la Fenice. Venezia Mestre che attacca, va all'incerca con tutte le forze dell'1-0 la squadra di Nicola Baldresca. Ancora Scorzo a respingere un tentativo da fuori della Fenice, protagonista il portiere del Petrarca che para. Bui allarga per Vanzetto, non bene il suo tocco, ma Fenice ancora che recupera la sfera. Bui sulla sinistra, serie di finte, vuole rientrare, calciare, chiuso dalla difesa del Petrarca, poi arriva il tiro comunque di Vanzetto fuori dal specchio della porta e può ripartire il Petrarca in avanti verso il suo numero 10, chiuso da Bui che va via in dribbling. Bui carica il destro e la parata ancora di Scorzo, protagonista sempre lui, il portiere capitano del Petrarca, Padova. E Fenice che si guadagna un'altra rimessa laterale. Bui allarga sulla sinistra per il suo capitano Davilla, ancora Bui, Mignola in buca per Vanzetto, poi serve Bui, Davilla, chiuso in fallo laterale, buona manovra della Fenice. Petrarca che si chiude in difesa e cerca di ripartire, Mignola, spazio, Mignola in mezzo a due, chiuso ancora una volta il suo mancino, gioca veloce adesso la Fenice con Bui che carica il destro, chiuso anche lui, allora riparte Pandini e passa la palla al suo compagno, fermato da Vanzetto due volte. La rimessa laterale è per i padroni di casa. Rigato Samuele aveva cercato di andare via la nostra difesa della Fenice che riconquista palla con un fallo, però dice il direttore di gara, si sblocca dunque il tabellino dei falli. Calcio di punizione appena dopo la metà campo per la formazione locale, con Rigato che sembra addirittura intenzionato a calciare in porta, fa una finta, cerca Pandini, non c'è deviazione, schema non riuscito dai ragazzi allenati da mister Pascali Gianfranco. E può ripartire dunque la difesa della Fenice che si porta in avanti il pallone. Davilla, Vanzetto, Mignola rientra sul mancino, ha spazio anche per entrare, calcia fortissimo Mignola e segna il gol dell'1-0 con una bomba sotto la traversa, sblocca il risultato la Fenice, golasso di Mignola, questa volta Scorzo non può farci niente, ha tirato una bomba fortissima. Antonio Mignola porta in vantaggio i nostri ragazzi 1-0, siamo
al 7° minuto. Due tempi da mezz'ora non effettivi. Entra in campo Sorato proprio al posto di Mignola. Si accomoda in panchina il nostro Antonio dopo aver sbloccato il match. Ancora Davilla, ancora Fenice con Vanzetto che torna indietro da Bui, alza la testa, Bui, deviazione sul suo tiro, rimessa laterale per la Fenice, quasi un calcio d'angolo accorciato. Lo batte Sorato, Bui, il tacco e poi Sorato, scusate, Vanzetto costretto a calciare di prima intenzione, non bellissimo la suolata all'indietro di Bui che lascia lì il pallone a metà. In piedi Puleo vicino a Baldresca, pronto a entrare tra poco. Qui sul lancio lungo di Scorzo c'è un tentativo di difesa della Fenice che mette il pallone in fallo laterale. Il Petrarca già dall'altra parte con un altro fallo laterale a favore. Davanti alla nostra panchina, altro contropiede possibile per la Fenice con Davilla che allarga sulla destra, grande intervento difensivo del numero 9 But che è andato a chiudere Geremia che adesso batte la rimessa laterale. Davilla, Sorato con un pallonetto, il pallone passa, non lo prende nessuno. Petrarca riparte, Bui ferma il contropiede e ne lancia un altro a favore della Fenice. Vanzetto di prima Davilla per Sorato, serie di finte, va via Sorato, la può mettere al centro e arriva dopo una deviazione ancora il solito Scorzo. Bui con un fallo, però il fallo di Vanzetto, secondo fallo della Fenice. Secondo fallo della Fenice, 10° minuto, ne mancano 20 alla fine del primo tempo. Puleo è entrato intanto, adesso entra Ceci, quindi ad uscire dovrebbe essere Vanzetto, l'ultimo dei 4 a ruotare. Pallone è proprio per Vanzetto che si guadagna una rimessa laterale. Vanzetto, Sorato, serie di finte, Sorato calcia cadendo in maniera scordinata, nessun problema per Scorzo che lancia lungo al volo, Pandini si divora il gol dell'1-1, lasciato incolpevolmente solo di concludere, lasciato colpevolmente solo dalla difesa della Fenice. Occasione per Pandini sul lancio lungo di Scorzo. Per nostra fortuna il numero 10 del Petrarca non si è coordinato bene. Sorato allarga per Vanzetto, Vanzetto allarga di nuovo per Sorato che si guadagna un calcio d'angolo. Proprio Sorato sul punto di battuta, pallone per Vanzetto che va al tiro chiuso. Puleo, spalle alla porta, mette giù la sfera, si accontenta di una rimessa laterale. All'indietro per Davilla, Vanzetto, Puleo vuole caricare il destro, centrale, ci arriva ancora una volta il solito Scorzo Pierluigi. Sorato intanto 2 contro 2 della Fenice, Sorato allarga per Davilla, destro deviato. No, non c'è deviazione, sembrava da qui. Fuori di poco, vicino al 2-0 la Fenice. Riparte il Petrarca con Puleo che va a contenere il numero 3 avversario, arriva anche l'aiuto di Ceci che spazza via il pallone in fallo laterale. 11° minuto, Fenice in vantaggio per 1-0 con il gran gol di Antonio Mignola.
Ceci riparte, Ceci ancora, poi perde palla ma torna indietro, la riconquista, la fida ad Alberto Puleo, Puleo allarga per Sorato, Sorato di prima per Ceci, Ceci ancora per Puleo, possesso palla Fenice nella metacampo del Petrarca. Davilla, c'è lo spazio per calciare Davilla, centrale. Altro lancio lungo di Scorzo, e qui Micheletto non riesce a controllare il pallone ma si guadagna comunque un fallo laterale. Il pallone è affidato a But che batte all'indietro, ancora Micheletto il pallonetto nella zona di nessuno. Ceci allarga per Puleo, Puleo cambia tutto, va ancora da Ceci, Ceci all'indietro, poi la deviazione di Puleo, nulla di fatto, si alza il pallone, una specie di campanile che va a raccogliere ancora una volta Scorzo, protagonista in maniera eccezionale finora, tantissime parate, tutti i tentativi della Fenice, tranne in uno di Mignola, che aveva preso anche un palo Mignola prima di andare a segno. Fenice dunque meritatamente in vantaggio, però potrebbe meritare anche qualche gol in più. Sorato ci prova da lontano, altra parata di Scorzo che mette in corner. 15esimo. Sorato, ancora Sorato, non riesce a far passare il pallone verso Ceci, la rimessa per il Petrarca. Tanto scherzano sulla nostra diretta il nostro mister Gabriele Landi e Kevin Schiavinato, che dice un po' di riposo. Il mister dice prendiamolo un palo ogni tanto, ne prendiamo tantissimi quest'anno. Pule come Sergio Ramos, dice Kevin Schiavinato, e Ciccio Gamer dice forza Mestre. Noi diamo il benvenuto a tutti i tifosi della Fenice e non nelle nostre dirette. Sorato cambia lato, va da Puleo che la mette al centro, arriva Ceci, il pallone resta lì e poi viene spazzato ancora in tribuna, per fortuna non addosso alla nostra telecamera come è successo prima. 39 spettatori attuali, il 40esimo sono io che sono sia qui al Gozzano ma sono anche, conto come spettatore nella nostra diretta YouTube. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Abbiamo superato quota 600 iscritti quest'anno, questo è solo merito vostro, grazie sempre a tutti quelli che ci seguono in diretta ma anche in differita, chi se la riguarda dopo. Puleo porta avanti il pallone, allarga sulla destra per Ceci che ha cambiato fascia, adesso gioca a destra, rientra comunque sul mancino, va da Sorato, largo sulla sinistra, Sorato passa, Sorato calcia forte quando poteva trovare il compagno libero del basso sul secondo palo. Sorato poi va a commettere anche il terzo fallo della Fenice in questo primo tempo. Riparte il Petrarca che ha già, diciamo così, un bel vantaggio sui falli. La Fenice deve stare attenta a non commetterne troppi, sono già 3 al 17esimo minuto del primo tempo. Del basso cambia lato, va da Puleo, Puleo ancora del basso, poi Ceci, Ceci rientra, Ceci poi del basso calcia. L'applauso del pubblico della Fenice, saranno circa una trentina
i genitori e i tifosi qui della Fenice sugli spalti del Palagozzano di Padova. Sorato va da Ceci, poi Puleo può gestire il pallone. Sorato continua a cambiarsi la fascia scambiarsi posizione con Ceci vuole entrare, calcia col mancino, fuori di pochissimo. Bella azione personale di Ceci, vicino ancora la Fenice allo 0-2, ci resta però solo 1-0. Qui sbaglia l'anticipo Puleo, Sorato ci mette una pezza perché Micheletto si poteva trovare solo contro il nostro portierone Mattia Baldresca. Ceci qui va a strappare un pallone, si guadagna una rimessa laterale vincendo l'ultimo rimpallo. Puleo allarga per Sorato, ha due avversari davanti a lui. Sorato, serie di finte, riallarga per Ceci sposta il pallone verso il centro. Puleo in buca per Ceci, c'è una deviazione che favorisce l'ennesima parata e l'uscita del portiere capitano locale. Scorzo Pierluigi, ancora Petrarca in avanti, del basso ferma la ripartenza. Puleo può ripartire, Puleo carica il destro e ancora Scorzo evita anche il fallo laterale da vicino. Poi il pallone con il suo sinistro termina fuori comunque. Tocco e tiro per la Fenice, Sorato, deviazione, corner. Diciannovesimo in corso, mancano 10 minuti al termine del primo tempo, con la Fenice in vantaggio per 1-0, gol di Antonio Mignola. Qui Sorato impreciso sul passaggio, può ripartire la difesa del Petrarca con questo possesso palla. Ceci prova a disturbare il portatore di palla, ancora Petrarca però che manovra la sfera. Sale Ceci e segna il 2-0, errore clamoroso se non sbaglio di Zanin Tommaso, che lascia lì il pallone sul pressing di Ceci che fa il 2-0. Risultanza di Gianmarco Ceci, Fenice che mette il +2 sul tabellino. Qui il pallone tocca il soffitto del Palagozzano e allora ci sarà una rimessa laterale per la Fenice a metà campo circa. Sorato già sul punto di battuta. Ceci, ancora lui. Ceci va da Sorato che tenta un pallonetto inspiegabile, chiede scusa al compagno. Ancora il possesso palla del Petrarca, interrotto dal stop di Puleo che fa ripartire i suoi. Puleo serve Sorato, la mette al centro, non arriva nessuno dei suoi compagni. La rimessa laterale è per il Petrarca. Altra grande parata di Scorzo sul tentativo da fuori della Fenice. Poi il brutto errore della Fenice, gran parata di Baldresca, vicino al 2-1. Si arrabbia molto, no, ancora lasciato solo Pandini, ancora Baldresca. Dobbiamo sistemarci in difesa, dobbiamo sistemare la difesa, stiamo concedendo un po' troppo su queste palle lunghe, lasciamo sempre il pivot Pandini libero di colpire. Gran parata di
Baldresca decisiva, si rimane sullo 0-2 del basso. Intanto sulla destra carica il destro largo. Altro lancio lungo con il numero 7 pronto a colpire, chiuso da Baldresca. Sale in cattedra anche il nostro portierone. Puleo, Sorato, Ceci, Sorato. Sembra temporeggiare adesso la Fenice. Ceci si allarga sulla sinistra, serie di finte, Ceci entra in area, Ceci, palo esterno, gran giocata ancora di Fenice vicina allo 0-3. Sorato questa volta legge molto bene l'imbucata della difesa del Petrarca. Sorato se ne va via sulla sinistra, carica un sinistro largo. Può ripartire ancora il Petrarca, ottimo anticipo di Bui allarga per Ceci, Bui, ancora Scorzo a mettersi davanti, a grande opposizione di Scorzo Pierluigi. E allora riparte ancora una volta Ceci sul secondo palo, ancora Scorzo 2 volte. Applausi di tutta la Gozzano per questo grandissimo portiere, molto bravo. Sorato allarga, Ceci non riesce a rientrare sul mancino in tempo. Si attende che un giocatore del Petrarca si allacci lo scarpino prima di battere la rimessa laterale. Siamo vicini alla chiusura del primo tempo, manca ancora qualche minuto. Intanto in campo Rocchi, mi sembra di aver visto con la maglia numero 5 Cristian Rocchi, eccolo qui che entra in area. Poi Sorato prova da fuori, serie di finte, Sorato carica il destro, chiuso. Bui, Sorato, Ceci e Rocchi oltre a Baldresca, questi 5 in campo della Fenice. Stop ai lanci lunghi per il momento da parte del portiere locale, con il Petrarca che viene a giocare la sfera nella propria metà campo. Altro errore, il pallone è uscito qui, Fenice che ne può approfittare di un fallo laterale. Rocchi, suolata indietro per Ceci, prova ad andare via in mezzo a 2, Rocchi al centro, arriva Bui, chiuso. Ci prova ancora Bui, Ceci, il pallone rimane in campo, esce adesso, altra rimessa laterale per la Fenice. Manovra palla, ancora Bui, Sorato, poi ancora Bui, perde un po' di tempo, poteva calciare prima. Sbaglia qui Rocchi, però Ceci ha un rimpallo favorevole, Ceci va via, Ceci la mette al centro, l'uscita del portiere e anche l'intervento di un difensore del Petrarca fanno sì che il pallone resti tra le maglie della squadra di Padova. E riparte però la Fenice, un po' di confusione adesso, squadre lunghe, riparte anche il Petrarca. Attenzione a questa azione pericolosa con il numero 11 che spara alto e largo, nessun pericolo per Baldresca che lancia lungo anche lui adesso. Attenzione a Rocchi, è solo, l'appoggia per il più facile dei gol di Geremia Bui, 0-3, lancio lungo di Baldresca, Rocchi per Bui, 0-3. E l'applauso del pubblico per l'esordio in categoria Under 17 per il nostro giocatore con la maglia numero 2, entra in campo Nicolò Usai, classe 2008, il più giovane di tutta la formazione insieme a Bui Geremia.
Altro fallo della Fenice che si porta a 4 falli. Deve fare molta attenzione, manca ancora qualche minuto alla fine, mi sembrano circa 2 minuti e mezzo. Devono subire ancora altri 2 falli per battere prima il tiro libero i giocatori del Petrarca. Qui Rocchi, bravo a conquistare un altro pallone, Rocchi se ne va, steso in maniera regolare, riparte il Petrarca con Pandini, poi Bui intercetta la sfera e si guadagna anche una rimessa laterale. Bui ancora per Usai che tocca il primo pallone, Bui vuole entrare in mezzo al campo, Bui tiene il pallone, lo passa a Rocchi, poi Mignola, serie di finte, Mignola calcia, altra grande parata di Scorzo, migliore in campo per il Petrarca. Al momento non c'è tempo per battere il corner, finisce qui il primo tempo, Fenice in vantaggio per 3-0. Ci sentiamo tra 5 minuti circa.
Ci siamo pronti per il secondo tempo, bentornati alla nostra diretta sul nostro canale YouTube. Petrarca Fenice, ultima giornata del girone A della Coppa Veneto Under 17, gara inutili ai fini del risultato perché la Fenice è già qualificata alla semifinale. Di sabato affronterà lo Sporting Altamarca, mentre l'altra semifinale, se non ricordo male, sarà tra Bissuola e Miti Vicinalis. Fenice in vantaggio nel primo tempo per 3-0. Mignola, Ceci e Geremia Bui i marcatori nel primo tempo. Fenice che ha rischiato di caricarsi di troppi falli, è arrivata a 4, poi è arrivato il fischio finale del primo tempo per fortuna, e poi tantissime parate di scorzo. Pierluigi, che è il portiere del Petrarca, bravissimo, quasi sempre incolpevole nei gol subiti. Invece Fenice un po' in difficoltà in questi lanci lunghi, come avete visto adesso anche nel primo tempo. Un intervento decisivo di Baldresca. Fenice che si fa quasi sempre sorprendere sui lanci lunghi del portiere del Petrarca. Usai è all'esordio con l'Under 17, giocatore della nostra Under 15, così come Bui, ma Bui gioca in pianta stabile, possiamo dire, nell'Under 17. Attenzione alla Fenice che riconquista il pallone, la bomba del nostro capitano Davilla sbatte tra le braccia ancora del portiere che lancia ancora lungo, questa volta Bui di testa anticipa Pandini, ancora Davilla in contropiede, Davilla si sposta troppo il pallone, la rimessa laterale è per la Fenice. Se n'è già andato il primo minuto di gara, ne mancano 29 e tra poco altri cambi. Vedo movimento sulla panchina nostra, subito vediamo chi entrerà. No, forse era qualche giocatore che completava la fase di riscaldamento. Bui, gran numero sulla destra, se ne va. Ancora la grande parata del portiere di casa del Petrarca. Scorzo Pierluigi, classe 2006. Petrarca in avanti, Usai va a chiudere e si guadagna anche la rimessa laterale, bravissimo Nicolino Usai, che batte subito anche la rimessa laterale, scatta sulla sinistra e si fa ridare il pallone da Vanzetto, poi Usai va sulla destra da Bui, Davilla ricambia il gioco verso Vanzetto di prima per Bui, finta di incrociare il tiro, perde la palla, la riconquista, la tocca per ultimo, rimessa dal fondo. Attenzione ancora a Bui che riconquista il pallone, salta l'avversario, Bui scivolata, ancora il numero 12 a chiuderlo. Altra occasione per la Fenice, calcio d'angolo, Davilla al tiro deviato, si salva la difesa del Petrarca che poi mette fuori male il pallone, lo riconquista la Fenice che subisce il fallo. Vanzetto mette giù la sfera, batte già verso Bui in buca per Davilla finta di toccare, si sposta il pallone sul destro, chiuso dal numero 7 del Petrarca, Rigato Samuele. Ancora un tiro da fuori, ancora la parata di Scorzo che entro lancio lungo verso Pandini. Pandini cerca di fare il pallonetto verso la nostra porta, non ci riesce. La rimessa laterale è per la squadra di casa del Petrarca. Pandini vuole girarsi, si gira, Pandini trova una deviazione in fallo laterale. Nulla di fatto poi sul tiro seguente. Baldresca anche lui con il lancio lungo, qui Bui si scontra con il numero 3 del Petrarca. Nulla di fatto.
ricomincia a giocare la formazione locale che si getta in avanti. Fenice che guadagna una rimessa laterale, il punteggio è di 0-3. Bello scambio tra due giocatori della Fenice, si trattava di Vanzetto e Davilla. Usai, gran numero in mezzo a due, Usai allarga, Bui, serie di finte, Bui pesta il pallone, cade, riparte Pandini con una suolata, però mette in movimento ancora la Fenice che prova a riattaccare. Bui, Vanzetto, Bui, triangolo si chiude in maniera perfetta, poi sbaglia la suolata, Bui, riparte il Petrarca con Davilla che riconquista il pallone, Davilla scivola sul momento più bello, era un 2 contro 1 e allora riparte ancora una volta il Petrarca. Davilla, partita a 1000 adesso tra le due formazioni, tanti errori anche di passaggio fanno sì che ci siano contropiedi su contropiedi. Usai sulla sinistra, Bui, rallentano il gioco adesso le squadre, ma Bui in buca per Vanzetto, chiuso al momento del tiro, rimessa laterale per noi. Vanzetto all'indietro, Bui, il tiro, che gol di Geremia Bui che firma la doppietta. 4-0 per la Fenice, qui non ci poteva far nulla veramente il portiere locale, gran tiro, angolatissimo, imprendibile. La doppietta di Bui, 4-0 per la Fenice. Altro errore del Petrarca in difesa con Vanzetto che non riesce a intercettare del tutto la sfera. Pallone per Pandini in avanti, cerca di girarci, Usai intercetta la sfera ma non riesce ad allontanarla, ce la fa Puleo in fallo laterale. Attacca il Petrarca. Allora ricapitoliamo cosa è successo nei vari gironi per la Coppa dell'Under 17. Il girone A formato da Calcio Padova, Petrarca, Fenice, Città di Mestre e Atletico Pressana. Gironi a due gironi da 5 squadre, il girone A, il girone B con Bissuola, Antenore, Cornedo, Petrarca e Yes Work Valli. Attenzione a Davilla intanto in avanti, si salva la difesa del Petrarca due volte e poi prova a ripartire con il solito Pandini che porta a spasso la difesa della Fenice. Pandini carica il tiro, Puleo bravo a respingerla. Poi il girone C con Sport di Altamarca, Montefutsal, Virtus Castelfranco e San Vemille, e il girone D con Miti Vicinalis, Monticanno, Futsal Villorba e Came Dosson. Ricordiamo le semifinali sabato, non si sa ancora precisamente dove, comunque semifinali di Coppa Veneto sabato e finale domenica. Puleo intanto, seguiamo l'azione della Fenice che si conclude col pallone fuori davanti alla panchina del Petrarca. Le semifinali di sabato vedranno Fenice contro Sporting Altamarca, quindi girone A contro girone C, le prime classificate, poi girone B e girone D. Le vincitrici dei gironi sono Bissuola contro Miti Vicinalis. Chi avrà la meglio nelle semifinali si scontrerà nella finalissima domenica 11. E ovviamente occhi puntati anche sabato per la semifinale Under 19. La Fenice ha pescato l'Aosta. Davilla prova a entrare nella metacampo, va addirittura da sinistra verso destra, subisce il fallo, calcio di punizione, un fallo laterale accorciato. Sistema il pallone il direttore di gara.
Questa volta è il Petrarca che inizia a caricarsi di falli, ne ha già fatti 2 mentre la Fenice 0. Davilla, finta, Puleo, la finta, arriva il pallone, Sorato, carica il destro, bomba di Sorato che scrive il 0-5. Bello schema su calcio di punizione, anche questa volta imprendibile per Scorzo. Edoardo Sorato si iscrive anche lui sul tabellino dei marcatori. (5-0) della Fenice, 3 gol sono arrivati nel primo tempo, 2 per il momento nel secondo tempo, 2 di Bui Geremia, Ceci Gianmarco, Antonio Mignola, è stato lui Antonio a sbloccare la sfida segnando il gol dell'1-0. Del basso, contropiede Fenice, del basso la porta troppe volte, riparte il Petrarca. E poi, tornando in marcatori, anche Edoardo Sorato. Gli applausi per Usai che esce all'esordio in categoria Under 17. Arrivano gli applausi anche per la prima parata nel secondo tempo di Mattia Baldresca. Puleo porta palla, va da Mignola, Sorato non controlla bene, pallone uscito. Mignola, Sorato, ancora Mignola, subisce il fallo Sorato, contrasto falloso. Fallo che però non è stato assegnato. Sorato passa con un gran numero, Sorato stava per assaporare il gol del basso lì sul secondo palo, gran giocata di Edoardo Sorato, fermato da un difensore del Petrarca. Poi anche Puleo, più o meno capita la stessa situazione di prima, con Del Basso che mette in mezzo, Puleo intercettato sul più bello, Del Basso all'indietro, gioca col quinto di movimento, la Fenice si va in avanti, Baldresca, poi Mignola in buca per Puleo carica il destro a giro, gran parata ancora del portiere del Petrarca, Scorzo Pierluigi, calcio d'angolo per la nostra formazione. Pallone per Baldresca, l'imbucata, viene chiuso, poi Sorato al centro, non trova un compagno libero, rimessa laterale per la Fenice Venezia Mestre, che sta giocando benissimo questa sera. Deve forse migliorare qualcosa in difesa sui lanci lunghi, abbiamo lasciato un po' troppe volte a mio parere il pivot libero. Fenice che adesso sul 5-0 vuole anche gestire come può il possesso palla e cercare di ripartire in modo tale anche di dosare le forze di questi meravigliosi ragazzi per la semifinale di sabato, che ripeto comunque vada a finire questa partita non incide sulla
classifica. Le semifinali sono già state aggiudicate. Speriamo che la LND Veneto si mobiliti, si attrezzi per fare la diretta streaming e speriamo di vedere il palazzetto pieno nel weekend. Attenzione, intanto c'è il primo cartellino giallo della partita, se lo becca il numero 11 locale per un fallo su Mignola. Zannin Tommaso viene ammonito dal direttore di gara, che va a parlare anche con la panchina locale. Calcio di punizione, parlano Mignola e Sorato, vediamo cosa costruiscono i nostri ragazzi. Da lì forse un po' lontano per un tiro diretto in porta, forse ci sarà un tocco e tiro. Sul pallone ci va Mignola, più indietro rimane Sorato, in aria ci sono Puleo e Del Basso larghi. Vediamo. Anche Sorato però sembra prendere la rincorsa, parte Mignola, tocco per Sorato che calcia largamente fuori dallo specchio della porta. Può ripartire il Petrarca. Sorato riparte, Sorato che viene chiuso dal numero 11. Sorato rimane a terra, fa giocare il direttore di gara, va al tiro senza successo. Si rialza Sorato, vuole andare a raccogliere il lancio lungo e troppo alto. Il lancio di Baldresca tocca il soffitto della palla Gozzano, si riprenderà da regolamento con una rimessa laterale in favore dei padroni di casa. Ricapitoliamo: Petrarca 0, Fenice 5 al momento, con i marcatori 2 Bui Geremia, Ceci Gianmarco, Mignola Antonio e Sorato Edoardo. Falli fatti in questo secondo tempo: 3 dal Petrarca, 0 dalla Fenice, dice il tabellone. Ceci allarga molto bene per Mignola che la mette al centro, gran giocata di Mignola. Ancora una volta è arrivato il portiere padovano. Fenice che riparte poi con una rimessa laterale difensiva davanti alla propria panchina. In campo adesso per la Fenice Baldresca tra i pali, Puleo nella posizione di back. I laterali sono Mignola e Ceci e Rocchi Cristian a fare il pivot in questo caso. Mignola allarga per Ceci che non riesce a tenere il pallone in campo. Rimessa laterale per il Petrarca Padova che attacca da sinistra a destra. Mi sono perso un po' di commenti durante la diretta. Continua la saga dei lanci lunghi da una parte e dall'altra. Mignola adesso serve in profondità Ceci. Ceci con il mancino torna indietro da Mignola, tutti e due mancini, ancora Ceci, finta di caricarlo, sposta il pallone sul destro, va da Mignola, sbaglia il passaggio verso Puleo. Riparte la difesa del Petrarca. Rigato scambia il pallone con un compagno, lancio lungo senza trovare nessun compagno libero. E allora Fenice che riparte con Mignola. Se n'è andata più della metà del secondo tempo, altri circa 15 minuti
da giocare. Bella azione della Fenice, peccato l'imprecisione di questo passaggio. Rimessa laterale per i locali, ritorna in campo Geremia. Mignola prova ad andare via. Ceci, ancora Ceci va all'indietro verso Geremia. Il pallone rimane in campo, Bui per Mignola, tutta la Fenice in avanti. Mignola salta un avversario, Mignola crea superiorità numerica, allarga per Bui, ancora Bui verso Rocchi, carica il destro largo. Quindi con l'esordio anche di Usai, se non vado errato, sì, sono entrati tutti gli effettivi a disposizione di mister Nicola Baldresca. Bui salta un avversario, allarga per Rocchi, il tacco all'indietro per Bui che raccoglie il pallone dopo un rimpallo, ancora Bui all'indietro, Mignola, Ceci allarga per Bui, no, è una finta, cambia lato, va da Mignola adesso per Bui, l'imbucata, un rimpallo e altro lancio lungo, 1 contro 1 con il numero 3, ancora Baldresca a dire di no, Micheletto si dispera per l'enorme occasione avuta. Gli applausi del pubblico della Fenice per il nostro portiere Mattia Baldresca. Attenzione il tiro, il palo di Rocchi che voleva iscriverci anche lui sul tabellino dei marcatori. È il secondo palo che colpisce la Fenice dopo quello del primo tempo di Mignola, e chissà che non faccia come Mignola proprio Rocchi, che prima di segnare aveva colpito un palo. Ci rimane 5-0, Fenice che consolida il primo posto in classifica, aggiunge gol alla classifica di gol fatti. Attenzione ancora il numero 3 che va al tiro, Baldresca 2 volte, Baldresca no, non c'è la parata sul secondo tentativo di Micheletto, sempre lui pericoloso, e sempre Baldresca Mattia a dirgli di no. Il nostro portierone solo oggi, manca il suo collega, compagno di reparto Tommy Zanotto, che è rimasto ad allenarsi con la prima squadra. Qui c'è un fallo su Ceci non sanzionato, l'arbitro però assegna il calcio d'angolo. Baldresca ancora Fenice col quinto di movimento, tenta il tiro Baldresca, la porta è vuota, poi il lancio lungo, forse si cercava addirittura il tiro, nulla di fatto. Baldresca recupera la posizione, fa ripartire Geremia che se ne va sulla sinistra, Bui con l'esterno, 1-2 bellissimo, 2 volte con Rocchi che si gira, chiuso, Rocchi recupera, Mignola un pallonetto di esterno senza successo, allora riparte il Petrarca sulla destra con la bella giocata di Micheletto che va via 2 avversari, si guadagna una rimessa laterale. Marco Micheletto, bella azione personale del numero 3 della squadra di casa. E adesso Zanin, unico monito del match, batte la rimessa laterale, Micheletto da fuori il tiro, Baldresca e lancia lungo per Bui, grande aggancio, Bui sinistro largo, peccato, bellissimo l'aggancio di Geremia, conclusione che esce di poco. Gran giocata adesso anche di un giocatore del Petrarca che passa in mezzo a 2 della Fenice, ma riparte Ceci allarga, Mignola salta il portiere, porta vuota, Ceci 0-6 e doppietta anche per Gianmarco Ceci. Quindi doppietta per Bui, doppietta per Ceci, Mignola e Sorato
6-0 Fenice, per il momento 3 nel primo tempo e 3 nel secondo tempo, ma ci sono ancora minuti da giocare in questa seconda parte del match, con l'ottimo anticipo di Mignola che deve concedere l'angolo alla formazione di casa. Fenice che farà di tutto per consolidare quello 0 dei gol subiti oggi, ma bisogna prestare ancora attenzione, come in questo caso con l'ottima scivolata di Baldresca che fa ripartire Vanzetto sulla sinistra. Vanzetto allarga sulla destra per Mignola, cambia lato, Mignola va da Geremia, Geremia ancora Mignola, Mignola, Vanzetto, Vanzetto carica il destro, chiuso, altro lancio lungo verso il solito Pandini che è da solo però contro 3 avversari, si guadagna comunque un calcio d'angolo prendendosela un po' con i suoi, dicendo di salire prima. Attenzione al numero 11 che va al tiro, pesca Micheletto che si gira, largo di poco, bella azione del Petrarca. Baldresca raccoglie il pallone e rimette in campo la sfera sui piedi di Vanzetto che scambia con Bui, Bui per Vanzetto, Vanzetto ancora per Bui, carica il destro, finta Bui, pallone per Davilla, ancora Bui, Bui va al tiro, fuori di poco. E allora ancora altro lancio lungo, a rincorrerlo è il numero 9 del Petrarca, But, senza avere fortuna però perché il pallone è uscito. Bui sulla destra non riesce a tenere il pallone in campo, si riparte con una... è uscito lateralmente, no, è uscito sul fondo, quindi il pallone ce l'ha il Petrarca adesso, e adesso ce l'ha invece la Fenice con Baldresca che forse gioca anche un po' con i secondi, lasciando correre il pallone fuori dal terreno di gioco. Fenice che comunque si getta in avanti ancora una volta all'1-2 bellissimo, non chiuso però il passaggio, riparte allora il Petrarca, 2 contro 3, attenzione, arrivato il numero 11 che va al tiro alto di pochissimo, bella azione dei ragazzi del Petrarca con Zanin che non riesce a trovare lo specchio della porta, e qui pallone invece che esce dopo aver toccato il soffitto, ancora il canestro precisamente del Gozzano, e allora Fenice in avanti. Vanzetto carica il destro, altissimo, Scorzo può raccogliere la sfera e far ripartire i suoi compagni. Qui subisce un fallo il Petrarca, bel gesto di fair play tra Bui che viene anche ammonito Geremia Bui. Pandini ha già preso il pallone e l'ha già posizionato, calcio di punizione pericoloso per il Petrarca, 2 in barriera per Baldresca. Seguiamo questa punizione, fischia il direttore di gara, Baldresca sistema la barriera, Pandini vuole andare in porta, pesca l'esterno della rete, nessun problema per Baldresca che fa ripartire Bui, si abbassa la difesa del Petrarca, Bui, Davilla, vince un rimpallo, ancora il nostro capitano allarga per Vanzetto che perde rimpallo, no lo vince, la rimessa laterale per noi, di prima per Davilla in scivolata, bravissimo Rocchi a impedire
che la ripartenza del Petrarca. Attenzione a questo lancio lungo il pallonetto, il salvataggio sull'uscita di Baldresca, poi Daville solo non riesce ad agganciarla, salvataggio di Rocco Vanzetto che poi colpisce di mano, calcio di punizione da posizione centrale, praticamente un tiro libero spostato, praticamente 2 falli della Fenice in questo secondo tempo, 3 del Petrarca. Vediamo chi batte la punizione, credo sia il numero 3 del Petrarca che va al tiro, barriera piena con Baldresca che fa da opposizione. Finisce qui la gara, ci vediamo sabato per la semifinale Fenice contro Sporting Altamarca. Grazie a tutti per averci seguito, vi auguro una buona serata e una buona notte. Dal Palla Gozzano è tutto, Fenice batte Petrarca 6-0.